saranno almeno 10 km di spiaggia Ma è selvaggia, guarda, selvaggia. guarda che caratteristica ha questa spiaggia. Infatti abbiamo trovato una selvaggia, eccola qua, Sì, selvatica. Ciao selvatica. proprio Sei selvatica, perché a selvatica. me piacciono questi posti, Cosa? sai, questi posti qua. Fai la selvatica, fai la selvatica. Ah! Ups. Guarda, c'è anche un bunker, Un bunker guarda. residuato, pineta straordinarissima, Sì. meravigliosa, Ai, 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 passeggiata ai. al fresco, Ma dove anche nelle giornate avvicinati più un po' alla calde, pineta che è meravigliosa. vedete che è pieno di piante Sì, sì, spinose, sì, sì. Proprio selvaggia al massimo questa zona. poi è pieno di Sì, kiwi per terra. che bella caratteristica che ha questa Sono spiaggia. kiwi. E sono morbidi, eh? È come un materasso morbido. Dopo scopriremo cosa sono, lo chiediamo a Google. Sì. Ecco Tu che ci puoi il tramonto, sedere sopra, guarda, sì, così. non so se è una buona idea. Sei morbido. Va bene. O se ti viene qualche malattia strana nei prossimi giorni sappiamo perché. Ma no. Bellissimo. Ecco qua, pineta di Marina di Sì. Arborea. No, è Guarda da... che meraviglia, si può arrivare con cosa? Con Anche con la macchina, guarda, si può parcheggiare qua. di fronte al mare. Vedi il mare dov'è? È là. Quindi tu ti addentri, cioè parcheggi qua gratuitamente, ti addentri in Si può venire questa... anche con un camper, non ho visto divieti, si può scendere con un camper benissimo. Sì, ma io mi riferivo alla macchina, era sottinteso col camper. E poi ti addentri in questo bosco meraviglioso. Guarda, stupendo veramente, è una cosa, ci sono dei sentierini qua, peccato che non si può usare la bici perché c'è la sabbia morbida, ma molto suggestivo questo bosco. Sai, col caldo fai delle passeggiate lunghissime, perché è immenso, continua anche di là, guarda, continua anche di là veramente. E poi vedi che sta caratteristica vieni che guarda gli alberi tutti piegati, i pini tutti piegati dal vento all'inizio là, vedi dove c'è quella macchina, anche quelli sono proprio veramente tutti piegati, hanno preso questa piega qua negli anni, è stupendo, proprio non ho parole per descriverlo.